Stefano De Agostini è il nuovo allenatore del Portogruaro Calcio. Questo pomeriggio è stato presentato nel corso di una conferenza stampa. Prende il posto di Giovanni Soncin, che ha rinunciato a proseguire l'avventura con i Granata, da lui portati ad un più che onorevole secondo posto in classifica prima del lockdown. Sia il presidente Andrea Bertolini che il direttore sportivo Emanuele Nonis hanno speso parole di ringraziamento e di stima per l'ormai ex allenatore. Io devo assolutamente ringraziare quel signore che è stato ed è il signor Soncin, che per 3 mesi abbiamo lavorato assieme, abbiamo lavorato molto bene assieme, una persona educatissima, correttissima, e purtroppo siamo arrivati a una conclusione. Ha fatto altre scelte e quindi siamo andati avanti con la con il nostro nuovo allenatore. Volevo fare una premessa collegandomi al discorso che ha fatto il Presidente, anche allineandomi con i ringraziamenti da parte mia per quello che ha svolto il signor Soncin a Portogruaro, per la collaborazione seria, onesta e competente che ha dato in questi, anche se pochi mesi di lavoro qua a Portogruaro, quindi sento di associarmi al ringraziamento perché lavorando a stretto contatto con me posso solo che ringraziarlo per la bene. La presentazione odierna è stata introdotta dall'addetto stampa del Portogruaro Calcio Luca Traverso, che ha poi dato la parola al presidente. Un presidente rammaricato per la rocambolesca conclusione della stagione. Il campionato, lo ricordiamo, è terminato anzitempo a causa del lockdown per il coronavirus. Il Portogruaro Calcio, che aveva ed ha l'ambizione di fare il salto di qualità passando dal campionato d'eccellenza alla Serie D, aveva raggiunto il secondo posto in classifica ad un solo punto dalla capolista, il San Giorgio Sedico. Purtroppo ancora oggi non si sa se la squadra granata risulta tra le migliori seconde che di diritto passerà di categoria. Questa incertezza non agevola una corretta programmazione da parte della società. L'eventuale ed auspicata conquista della Serie D comporterà necessariamente un rafforzamento della squadra con l'inserimento di nuovi giocatori. Comunque vada, il presidente Bertolini è intenzionato a mantenere tutti gli attuali giocatori senior, molti dei quali hanno già militato in Serie D. In attesa di sapere cosa riserverà la sorte al Portogruaro, la società non è rimasta con le mani in mano ed ha cercato, trovandolo, un nuovo allenatore che ha da subito condiviso gli obiettivi della società. Si tratta di Stefano De Agostini, classe 1964, che ha detto di essere onorato di venire ad allenare a Portogruaro. Ecco le sue prime parole. Intanto, buongiorno a tutti. Lo dico sinceramente, per me è un onore essere qui, avevo già ringraziato la società solo per avermi cercato, per aver fatto troppe parole con me, perché ritengo che questa sia una piazza, come ho già avuto modo di dire, che non ha categoria, no? Portogruaro ci vai a prescindere. Io, insomma, per riuscire a fare la Serie D ho dovuto fare tanta fatica e quando sono stato chiamato al Portogruaro non ho neanche chiesto che categoria potesse fare, perché non mi interessa, perché l'importante per me è essere a Porto. Il blasone della società lo devo sicuramente elencarlo io, ho avuto modo di parlare con la proprietà e mi sembra una gente decisa, con idee ben chiare, con voglia di fare bene, ambiziosa, e sono tutte le cose che ho anch'io, perché io ho un bel po' di anni che sono in questa categoria e non ho smesso di sognare, e anch'io voglio il massimo, perché non alleno per passare il tempo, il calcio è la mia vita e quindi cerco di farlo sempre nel migliore dei modi, dando il massimo. Non sono uno da promesse, non dico faremo questo o faremo l'altro, ma garantisco che non verrà lesinata una goccia di sudore per quel che riguarda il mio lavoro. Quindi non posso che per molto ringraziare la società per avermi scelto, per avermi dato questa grande opportunità, e spero di essere all'altezza.